Belaiu, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da un periodo molto strano in cui siamo saliti e scesi tra Divisione 2 e Divisione 3 e vorrei finire questa cosa e cercare di salire in Divisione 2 e poi continuare a scalare. Vediamo se ci riusciamo, andiamo a cercare l'avversario di questa puntata e come sempre, ragazzi, se vi fa piacere lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere, per supportarmi, farmi sapere che ne pensate, per supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli. Vediamo chi ci capiterà in questa puntata. No, no, un casino, un casino. Ah, faccio cazzo, Iran Napoli, ma faccio ragazzi perché questo è abbastanza forte. Bene, così becchiamo per cercare di salire in Divisione 2 di nuovo, becchiamo una bestia di Satana subito. Vediamo cosa riusciamo a fare. I nostri ragazzi stanno tutti abbastanza bene. Che cos'è questa cosa? Va bene, allora io faccio così, perché vedo un po' di spazio sulla sinistra, quindi metto Zelinski qua trequartista, c'è anche una formazione anche un po' strana, e Anghissà lo lascio però un po' più stretto qua. Ok, allargo un po' Kvara, indietreggio un po' Politano. Ok, e andiamo al match. Fra io e football non ci gioco da boh, vabbè, fra se non hai tempo, comunque se magari preferisci giocare ad altro è anche normale. Vabbè, se ne becco un macello anche io, lo sai. Ce lo vedi. Tanto si parte. Che braccia. Napoli-Iran, Iran-Napoli. Partono loro, attenzione. Anghissari ora subito palla, appoggia per Osimhen, Osimhen allarga per Kvaratskhelia, per Kvaratskhelia Zielinski, adesso va da Kvara, dribbling di Kvara che prova ad andare dentro, errore qui nell'impostazione, proviamo a rientrare con Di Lorenzo che prova a stringere su Neymar, chiusura di Giannino Di Lorenzo che prova a ripartire, va da Zielinski che va da Kvaratskhelia subito per Osimhen, va dall'altro lato per Anghissà, non riesce ad entrare. Ad andare subito, attenzione, Lobotka deve dare una mano, Lobo, bella chiusura di Lobo, bravissimo Lobo. Meret, rilancio lungo verso Anghissà che prova a colpire, niente da fare, attenzione Osimhen, attenzione Neymar Di Lorenzo prova ad andare a chiudere, Nathan la prova a mettere fuori, ci riesce ma la palla resta lì, Meret la blocca. Alex Meret rilancia lungo con Osimhen che appoggia Politano che la dà ad Anghissà, dribbling di Anghissà, va dentro da Victor Osimhen, scende Victor, prova a fermarsi, Costa Curta se lo divora, attenzione, qui non riusciamo a chiudere la linea di passaggio, Lobotka prova ad andare indietro verso Di Lorenzo, Neymar, Giannino in chiusura, non riesce a chiudere Neymar, poi sì, e poi la butta addosso a Neymar e poi fortunatamente riesce a servire Anghissà, palla per Politano, dribbling di Politano, si ferma Politano, cerca Lobotka, va da Anghissà che va da Osimhen, attacco per Zielinski, fa correre Anghissà, la palla è intercettata da Teo Hernandez, Lobotka, Mario Rui prova ad allargare male però, molto male, attacca l'Iran ancora con Di Lorenzo che prova a chiudere, se ne va Neymar, la palla sfila, fortunatamente cross in mezzo, palla fuori, non ci credo, che gol hanno fatto, ma porca di una troia. Tranquillo Aldo, che cazzo di gol di merda che hanno fatto. Osimhen, proviamo a ripartire con Lobo, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che prova ad andare dentro da Zielinski, rientra Zielinski dentro, errore di Zielu. Attacca l'Iran, attenzione, Lobo, fallo di Lobo. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Fallo di Lobo. Attenzione, proviamo a recuperare palla subito con Rachmani che riesce a scendere, la dà ad Anghissà che vede dentro Kvaratskhelia che apre verso Osimhen, anticipo di Teo Hernandez. Nathan a colpire di testa, niente da fare, attenzione per non andare dall'altro lato, Rachmani, palla dentro di Lorenzo.
palla poi per Anghissà, proviamo a fare subito il break, Anghissà dentro per Politano, rientra Matteo Politano, scende Politano, l'appoggia Zielinski che arriva, l'appoggia Osimhen! Imbuchiamo l'Iran con Victor Osimhen. 56esimo gol stagionale per Victor. Proviamo a rialzare la testa con una bella azione in contropiede. Attenzione, provano ad andare dentro. Rachmani fallo, ma è comunque buono perché rallenta l'azione avversaria. Attenzione, Costa curta, Rummenigge a Lobotka, poi Zielinski, qui non sono riuscito a bloccare. Rachmani allarga per Kvaratskhelia, si ferma Kvara per Mario Rui, prova a rimetterla dentro lui, errore di Rui. Attenzione Lobotka, chiusura ancora di Rachmani che va da nessuno, Dio me. Rachmani ancora recupera, ancora Anghissà e ancora errore in fase di impostazione, ma allora sono io. Anghissà ancora, Osimhen, Zielinski riesce ad andare da Kvaratskhelia, poggia per Anghissà, ma perché non da Osi? Perché? Lobotka, gran chiusura, Politano va da Anghissà, attenzione, prova a penetrare, Anghissà, attacco per Matteo Politano che prova a crossare verso Zielinski, la palla arriva da Lobotka, Zielinski, diciamo delle transizioni brutte proprio. Politano, palla per Lobo, dentro per Anghissà che cerca Osimhen, la palla non arriva ad Osi, Anghissà recupera palla dentro per Kvaratskhelia, attacco per Osi, niente da fare, un po' di fretta, un po' di imprecisione. Anghissà recupera palla, Politano riesce ad andare da Zielinski, scende Zielinski che va dentro da Kvaratskhelia, anticipato da Teo Hernandez, niente da fare. Anghissà recupera palla ancora, riesce ad allargare per Zielinski che va dentro da Politano, Politano ancora per Zielu, la palla non arriva a Zielinski, incredibile. Di Lorenzo in chiusura su Neymar, recupera palla, la appoggia a Politano che cerca Anghissà, che va da Osimhen, che va di tacco per Zielinski, la palla non arriva a Pietro. Attenzione, provano ad andare dall'altro lato con Di Lorenzo che prova a mettersi sulla traiettoria, non ci riesce. Andiamo in chiusura, non ci riusciamo. Nathan, deviata, miracolo di Nathan, di scivolata che blocca il tiro di Messi. Calcio d'angolo per loro, attenzione. Calcio d'angolo battuto da Messi, Anghissà prova a colpire di testa, la palla resta lì, riusciamo ad uscire con Rachmani, prova a correre Politano dentro per Victor Osimhen che viene anticipato. Anghissà, Di Lorenzo, Anghissà non riesce a chiudere su Pedri, attenzione, arriva Zielinski e poi Zambo Anghissà finisce il primo tempo 1-1, partita abbastanza divertente, l'abbiamo ripresa con una bella giocata, ma abbiamo fatto l'unico tiro in porta, loro 4, dobbiamo assolutamente attaccare di più. Osimhen, palla per Lobotka che allarga, attenzione Di Lorenzo, Politano, Anghissà non riesce a girarla perché Declan Rice gliela ruba e se ne va. Di Lorenzo deve andare a chiudere su Neymar, attenzione, Neymar riesce ad entrare in area, la mette dentro, ma Dio porca puttana, ma che gol di merda. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica Lobotka, io mi vado in freno perché non costruiscono niente praticamente. Kvaratskhelia, attenzione, Kvara, palla per Mario Rui, la palla non passa, Teo Hernandez prende di tutto. Natura, attenzione Messi, recuperiamo palla con Nathan che va subito da Lobo, che va di tacco da Mario Rui, scende Rui, cerca Zielinski, palla per Osimhen, che appoggia di tacco ad Anghissà, che la ridà ad Osi, la palla ovviamente non passa, nemmeno questa per Osimhen. Neymar prova a deludere Di Lorenzo che si va a rubare il pallone di Lorenzo, dentro per Osimhen che va da Zielinski, scende Zielinski prova ad andare da Kvaratskhelia che rientra, niente da fare. Grande recupero di Rachmani,
Anghissa allarga per Zielinski, Kvara si gira, Kvaratskhelia dentro per Mario Rui, fermato dal solito Theo Hernandez, ragazzi. Di Lorenzo deve andare a chiudere su Neymar, va Neymar, attenzione Rachmani, Rummenigge si gira, prova ad andarsene, Rummenigge, tacco, palla per Rummenigge che tira, Meret, poi miracolo di Mario Rui, Zielinski, palla per Kvaratskhelia che ha un po' di campo, Kvara prova a scendere, Kvaratskhelia fermato senza fallo, Kvaratskhelia, Mario Rui, recupero di Rui, palla dentro per Lobotka, cerca dentro Zielinski che va da Kvara largo, che cerca subito dietro Mario Rui, niente da fare. Attenzione, Anghissa prova a scendere, Rachmani va verso Lobo che prova ad allargare subito per Politano che cerca Zielinski, si gira Zielo anticipato, niente da fare, riparte l'Iran ma Rachmani recupera palla e appoggia Di Lorenzo con un po' di fortuna e di tempismo. Giannino Di Lorenzo, palla per Politano che prova a crossare in mezzo per Osimhen che colpisce Kvaratskhelia, Donnarumma, santissimo Donnarumma, e lancio lungo ancora, scende Rachmani, niente da fare, Lobotka non riesce a recuperare, Nathan attende Rummenigge proprio lì che riesce ovviamente a girarsi addirittura, entra dentro con Neymar e poi Rachmani la mette fuori ma palla persa ancora, costa curta fino in fondo, palo incredibile, Di Lorenzo non riesce a prenderla, Meret, il lancio lungo di Alex Meret verso Osimhen, palla per Kvara, niente da fare, continuiamo a non riuscire a costruire un cazzo di niente, perdiamo l'ennesima palla, Zielinski ancora, Nathan, Rummenigge dentro, palla fuori di Pedri che ci grazia. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione, scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale, peccato per il tiro. Allora, dentro un gong, dentro Traoré, dentro Maradona, dentro Raspadori, assolutamente sì, sono 4, e dentro anche Mazzocchi, sì, dentro anche Mazzocchi per Nathan che è distrutto. Andiamo, proviamo a riprenderci. Meret, palla verso Victor Osimhen, attenzione Osimhen prova a spizzare verso Maradona che recupera questa palla, Diego Maradona, scende Maradona cerca Giacomino Raspadori che prova a crossare, Osimhen di testa, palla fuori, abbiamo provato a farci vedere. Avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza, certo è facile dirlo da qui. Lancio lungo di Donnarumma, attenzione con Di Lorenzo che prova a prendere posizione, non riesce a prendere palla, Mazzocchi si prova ad andare subito da Ngong che va da Traoré, errore di Traoré perché era sceso Pizarro, attenzione Di Lorenzo, recupera palla a Rummenigge, Pasquale Mazzocchi prova ad andare dentro, Traoré dentro per Osimhen perde questa palla, brutto, attenzione Di Lorenzo qui, un po' anche sfortunato, penso sia un po' fuori gioco e qui ce la caviamo col fuorigioco. Posizione irregolare però. Meret prova ancora il rilancio verso Victor Osimhen che prova a spizzare, niente da fare, Raspadori poggia per Mario Rui che prova ad andarsene, palla per Raspadori, ma come fa a prendere tutto quel cazzo di Teo Hernandez? Maradona, palla per Mario Rui, Raspadori, Traoré, Maradona si gira, Diego prova ad andare dentro, la palla non passa, ragazzi, non è passata mai stasera la palla. Mario Rui, palla per Traoré, scende Junior Traoré, palla per Osimhen che si gira, non riesce ad arrivare al tiro. Victor Osimhen, attenzione, recupera palla Rachmani, palla per Traoré, cerca Victor Osimhen che prova ad andare dentro, ragazzi, incredibile veramente.
riescono a costruire. Attenzione Di Lorenzo, Mazzocchi dentro per Giannino Di Lorenzo che prova a scendere. Di Lorenzo prova a cambiare tutto, la palla non arriva a nessuno qui. Traoré, Messi, Rachmani, attenzione Lobotka, gran recupero palla, Mario Rui, Lobotka, Raspadori, palla per Maradona, scende Maradona, Maradona dentro per Giacomino Raspadori che rientra Raspadori, sfortunatissimo qui Raspadori, non siamo passati mai ragazzi, non siamo passati mai, 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 è incredibile, veramente mai. Rachmani. Ma che cazzo fa Rachmani ragazzi? Perdiamo ancora, questa volta contro l'Iran. Questa volta contro l'Iran 2-1. Invece di salire perdiamo altri punti e restiamo saldamente in divisione 3 per nostra sfortuna.